Ciao ragazzi, allora oggi video un po' particolare. Qualche tempo fa mi è stato chiesto come sono diventato un web designer freelance. Allora, appunto presupponendo che non mi sono mai posto il problema che qualcuno potesse fregare qualcosa di come io sono diventato un web designer freelance, visto che però mi è stato chiesto e in questo periodo non ho tantissimo tempo da dedicare ai video tutorial, ho deciso di raccontarvi qual è stato il mio percorso. Ma prima, iscrivetevi al canale. Fatto? Grazie mille ragazzi. Allora, il mio è un percorso un po' particolare, nel senso che ovviamente ho iniziato che ero già grande. Va messo agli atti che io sono nato nel 1972, quindi a oggi ho la bellezza di 48 anni. Ho iniziato, anzi è più corretto dire, ho aperto la mia attività 10 anni fa, quindi fino alla metà del decennio scorso facevo tutt'altro. Non so se ve lo ricordate o se siete abbastanza grandi, ma la metà del decennio scorso non è stato un bel periodo a livello economico. Si sono verificate particolari situazioni per cui, e non mi vergogno a dirlo, ho perso il lavoro che facevo, mi sono ritrovato letteralmente, com'è che si dice, sul lastrico. Credo che in banca mi fossero rimasti giusto qualche migliaio di euro per tirare a campare. Ma naturalmente con i 40 anni all'epoca che si stavano avvicinando velocemente, ero già oltre i 30 abbondantemente, ok? Ho pensato che era il caso di trovare un piano B. L'idea mi è venuta semplicemente perché inaspettatamente durante una conversazione, insomma, c'è sta cosa che io smanetto col computer dagli anni 80, da quando c'era il Basic col Commodore 64, e molte volte la gente mi diceva: ma perché non lavori col computer dal momento che comunque sei uno smanettone? Se devo dirvi la verità, io sta cosa qua non ci ho nemmeno mai pensato di farne una professione, perché all'epoca io suonavo e mi piaceva un sacco suonare, quindi dedicavo tutto il mio tempo a fare quello. Sta di fatto che a un certo punto ho dovuto un attimino cercare di capire cosa volessi fare da grande. Ho pensato di vedere cosa c'era in giro a livello di informatica e pertanto ho cercato su Google, come fanno i più, e ho scritto corsi di formazione. Mi è uscito Veneto Formazione. Per chi non lo sapesse, Veneto Formazione è un istituto accreditato dalla Regione Veneto, una scuola privata, dove io attualmente insegno. Tengo corsi di web design, digital marketing, eccetera eccetera eccetera. Però ho iniziato studiando lì come molti dei miei studenti di oggi. Cosa faccio esattamente come professione? Beh, io ho una mia ditta individuale oggi, quindi faccio siti per un mio portfolio di clienti, un piccolo portfolio che mi dà grande soddisfazione. Tengo corsi presso Veneto Formazione nelle sedi di Treviso e Padova, e spero ne apriremo anche altre, e lavoro faccio siti per o terzi ogni tanto, ma ho smesso perché è sempre un po' un casino. Al momento sto collaborando con Veneto Comunicazione, che è la web agency interna alla scuola. Il primo corso che ho acquistato è stato un corso di web design, che tradotto vuol dire che ho preso gli ultimi soldi che avevo e li ho investiti per fare questo corso, benedetto. Dopodiché ho capito che mi piaceva molto questa cosa. Fortunatamente sono riuscito a recuperare la liquidazione dell'azienda in cui lavoravo prima. Stavo lì da molto tempo e quindi di conseguenza ho avuto modo di poter avere un'entrata mensile, perché poi, data la crisi, venivo saldato una volta al mese, quindi per circa un anno e mezzo ho continuato a percepire una sorta di stipendio che altro non era che la mia liquidazione ratealizzata. Ok. Il percorso successivo è stato quello di capire che avevo voglia di crescere di più come figura professionale e pertanto ho deciso di iscrivermi anche a un corso di programmazione, sempre a Veneto Formazione. Quindi ho comprato il corso PHP MySQL, che adesso non esiste neanche più, in un certo senso è integrato nei corsi web design 2.0, e sulla base di quello poi ho seguito un percorso che nel complessivo è durato quasi 2 anni, 18-19 mesi circa. Mi piace anche ricordare che se siete in difficoltà dovete capire la differenza tra investire e spendere, ok? Il secondo corso, per dirvi che io comunque ho pagato, ovviamente come tutti, non avevo un euro, cioè non avevo modo di acquistarlo. Mi ricordo che ho chiesto i soldi a un mio parente, a un mio zio, che mi ha detto: guarda, se hai bisogno ti do una mano. Quindi, cioè, non vi vergognate se le cose vanno male, perché bisogna anche, ogni tanto può succedere che le cose vanno male e c'è bisogno di rimettersi in carreggiata. E infatti mio zio mi ha pagato il secondo corso e guardate adesso dove stiamo. Da lì in poi sono stato folgorato dalla
formazione mi piaceva un sacco, quindi ho seguito tutto un percorso per cui poi sono entrato nel team di Veneto Formazione e insegno lì ormai da 10 anni, è andato tutto di pari passo con l'apertura della mia ditta individuale. A oggi i corsi sono il mio business principale, nel senso che oltre la metà abbondante del mio fatturato viene dai corsi in aula, e anche da qui l'idea qualche anno fa di aprire questo canale e iniziare a fare video tutorial, perché i video tutorial di per sé servono in primis a me, perché costantemente mi tengo aggiornato e devo imparare a fare cose nuove che poi porterò in aula. Il discorso di fare siti, come potete immaginare lavorando quasi full time con i corsi, è per me un business secondario. È una cosa che faccio con molto piacere, ma sicuramente non ho il tempo materiale di fare 30 siti all'anno. Quindi normalmente in media faccio dai 4 ai 5 / 6. Un anno mi è capitato di farne 12 e vi garantisco che per me è stato un massacro, anche perché questo mi costringerebbe a stare davanti al computer 20 ore ogni giorno e, come potete immaginare, non è cosa che fa neanche bene. Una cosa che può sembrare una marchetta, che però io vi consiglio, è: vedo tanti che scrivono e dicono ok, ci sono tanti tutorial online, ci sono tanti corsi che posso comprare, che ne so, sui vari Udemy o compagnia bella, costano 10 euro, 12 euro, 15 euro. I corsi in aula costano tantissimo. Se devo dirvela tutta, io sono rientrato dell'investimento fatto sui corsi con 2 siti, 1 sito e mezzo, tipo, ok? Però la cosa che voglio dire, e non sto tirando acqua al mio mulino, e lo sanno quelli che comunque hanno seguito i corsi, avere l'insegnante a disposizione in aula, che ti segue da casa, che ti spiega le cose se non le hai capite, che mette i puntini su tutti i passaggi, cosa che molto spesso nei tutorial, sia online che nei libri, qualche passaggino salta, secondo me fa una grande differenza. Credo che prendere dei corsi online senza avere delle basi fatte prima con chi ne sa sia un po' più difficile, cioè essere skillati, si può dire, aiuta. Poi io in primis a oggi acquisto dei corsi online, prendo dei libri, ok, ma li riesco a interpretare senza problemi perché ormai il mio mestiere lo conosco, ho tutte le basi per poter fare il lavoro senza dovermi preoccupare che mi manchi un passaggio, e se mi manca un passaggio ovviamente me lo studio e cerco di capirlo. Perciò fate anche questa valutazione il giorno che volete iniziare a fare questo mestiere, perché fare questo mestiere è veramente figo, però non potete pensare di partire così come niente fosse, o come tante volte vedo viene suggerito: ma comprati 2 libri e vai. No, perché il web design in sé, se proprio vogliamo parlare di quello, tenete conto che poi io ho fatto anche dei corsi di web marketing, copy, social media marketing, graphic design, ok, poi devo averne fatti anche altri ma non mi ricordo, ma di per sé le cose che vengono insegnate nei nostri corsi in aula vanno a riempire tutto quello che è anche il bagaglio che un professionista che lavora da solo deve fare, perché ci sono delle normative, bisogna saper usare dei software. Sì, ma non è che fare un sito vuol dire solo fare il codice, bisogna sapere quello che si fa, bisogna conoscere la strategia, bisogna conoscere il SEO, bisogna conoscere tutto quello che è il mondo del web design, che ripeto non è solamente codice. Io posso essere il più bravo al mondo a fare HTML, CSS, PHP, jQuery o quello che vi pare, ma di per sé se non so realizzare un preventivo, non so parlare con un cliente, non so come propormi alle agenzie, non so come sono i prezzi, non so come acquistare un dominio, non so cos'è un provider, cioè ci sono migliaia e migliaia di cose da sapere fare, e queste ve le può insegnare solamente un professionista, difficilmente le troverete scritte sui libri. Sì, lo so, sembra una marchettona, però ragazzi io ve la dico per quella che mi avete chiesto. Questa è semplicemente la mia esperienza personale e questo è il mio punto di vista su qualcosa che potrebbe essere il miglior percorso da farsi per poter intraprendere questa carriera. Quindi chissà mai, se avete voglia, facciamo anche corsi in streaming, quindi non importa dove state, e facciamo anche corsi ovviamente in aula nelle nostre sedi. Sa mai che un giorno troverò il vostro nome scritto in un registro. Anche per oggi è tutto ragazzi, grazie mille per avermi seguito in questo video che realmente non so a chi possa importare. Ci vediamo alla prossima. See you next time.